insieme, continuando questo comandamento, questo ordine che tu ci hai lasciato, finché io venga. Hai detto così. E così, Signore, ci riuniamo mensilmente e siamo attorno al tuo tavolo, ricordando il sacrificio che tu hai fatto, che ci ha liberato e che ci ha reso una nuova creatura tramite il tuo sangue che ci giustifica. Ti prego, Signore, di essere con noi, di guidarci in ogni cosa, di benedire ognuno, che tu possa, Signore, esaudire le nostre preghiere e che tu possa ricevere i nostri cantici, la nostra adorazione. Signore, il nostro sacrificio, la nostra offerta, il digiuno, la preghiera, che tutto possa arrivare, Signore, a te senza impedimento. Oh Signore, perdona i nostri peccati, i nostri falli, i nostri errori, la nostra umanità, le nostre debolezze. Signore, riconosciamo che siamo polvere, riconosciamo la nostra imperfezione, la necessità che abbiamo del tuo perdono, Signore, che ci rendi liberi. Signore, grazie perché tu ci hai perdonato, nonostante avevi ragione di rifiutarci, ma ci hai accolto con amore tramite il tuo perdono e ci hai fatto figli di Dio, come dice così la tua parola. Signore, guidaci in questo culto, parla con noi perché anche noi abbiamo bisogno di sentire la tua voce. Quando la tua parola dice che nel tempo di Elì non si sentiva più nulla, c'era un silenzio. Ma oggi ti prego, rompi il silenzio, Signore, e parla con noi. Parla ai nostri cuori. Signore, nutri la nostra anima. Signore, ravviva ogni cuore, ogni anima, ogni spirito presenti qua, nella tua presenza, Signore, con la tua parola. Manda via, Signore, l'oppressione, la depressione, la tristezza. Signore, che tutte queste cose possano essere sciolte come ghiaccio vicino al fuoco, il fuoco della tua presenza, della tua parola. Signore, che tu sia presente non solo adesso, ma dall'inizio alla fine di questa riunione e che il tuo nome sia glorificato. È questo che ti chiediamo nel nome di Gesù nostro Signore. Amen e amen. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore con i nostri cantici congregazionali. Lodiamo il cantico di numero 99. Alleluia. Confiderò sempre nel Signor, nelle TD, nell'ora del dolor, perché fedel amico egli è, che mi protegge, veglia su di me. Nel mio Signor vo sempre confidar, se è triste il dì, se è tempestoso il mar, se il buio vien e mi sostien e mi protegge, veglia su di me. Forse il sentier nell'ombra un dì sarà, ma il mio pastor sol non mi lascerà, perché fedel amico egli è, che mi protegge, veglia su di me. Nel mio Signor vo sempre confidar, se è triste il dì, se è tempestoso il mar, se il buio vien e il mi sostien e mi veglia su di me. Alleluia.
Gloria a Dio. 90. Gloria al Signore. Gloria a Gesù. Alleluia. A Pentecoste scese sui fedeli il Santo Spirito Divin, con la pienezza e virtù dei cieli di Dio annunciarono l'amor. Andarono nel mondo a predicar, la verità compunse il cor. Migliaia accettarono l'Evangelo, provati vinsero il dolore. Spirito Santo, oscurelo, risveglia tutti, riempi in fiamma il cuore, opera tra noi e l'Evangelo nella pienezza potremo proclamar. Il giusto per la sua fede vivrà, fu il monte che fu golero, e come fuoco allor la verità si sparse ovunque divampò. Poi Dio la Pentecoste rinnovò e gran risvegli mandò ancora. Questa potenza oggi noi bramiamo, scendi su noi consolator. Spirito Santo, oscurelo, risveglia tutti, riempi in fiamma i cor. Opera tra noi nell'Evangelo, nella pienezza potremo proclamar. Amen. Gloria al Signore. Lodiamo un nuovo, fratelli, 142. 142, è un nuovo, non so se c'è il testo, ma ci sono i libretti e possiamo condividere. Gloria al Signore. Ok, allora condividete i libretti. Così cantiamo insieme, impariamo insieme. De tu parla in questo culto e ciascun 142. De tu parla in questo culto e ciascun di noi ti intenda e l'amore tuo s'accenda in noi tutti, o Dio d'amor. I profeti tuoi sospingi con lo Spirito tuo Santo e di gloria un nuovo canto fai elevar dai nostri cuor. O Signor, la tua presenza non lasciar manca tra noi. Noi siamo fatti figli tuoi e con te vogliam gioir.
dona a noi la tua sapienza, già che tu dal mondo eletti ci hai per esser benedetti, giorno e notte a tuo desir. Fa che le testimonianze siano a gloria, o Salvatore. Apri poi tu il nostro cuore a suprema vocazione. La bramata tua potenza manifesta in questo culto. Fa che il piccolo e l'adulto siano ripieni dell'unzione. Amen, che così sia, nel nome di Gesù. Fratelli, mettiamoci in piedi di nuovo e facciamo una preghiera. Quest'anno stiamo già per finirlo, non sappiamo, no? Se lo finiremo, perché domani non ci appartiene, appartiene al Signore. A volte noi facciamo i piani, la Bibbia dice che il cavallo si prepara per la battaglia, ma la vittoria viene dall'Eterno, è Lui che ci dà la vittoria, è in Lui che abbiamo la vittoria. E la nostra fiducia non può essere nelle cose, nelle persone, no. La nostra fiducia deve essere nel Signore. Perché deve? Perché Lui è l'unico immutabile, Lui è l'unico immortale, Lui è l'unico eterno. Quindi in chi poniamo la nostra fiducia, se non in un Dio eterno, immutabile e immortale? Non possiamo mettere o deponere la nostra fiducia in semplici mortali, in uomini che oggi sedono su un trono e dicono farò così, e quel governo può durare un tempo, ma non durerà per sempre, perché i regni cambiano, anche i re cambiano, non sono gli stessi. E da un re all'altro, anche se è nella stessa linea, della stessa famiglia, cambia. Questa settimana abbiamo sentito un pronunciamento del re Carlo III, che è tutto contrario alla sua mamma, che è stata una grande regina in Inghilterra. Ma lui ha i suoi pensieri, i suoi ragionamenti, perché a volte noi pensiamo che i figli avranno e erediteranno anche quello che noi insegniamo, ma lui ha preso una strada dai suoi ragionamenti, dai suoi pensieri umani, perché è anche lui una persona in forma, in esistenza, e così pensa di quel modo. Ma vediamo come è cambiata l'Inghilterra e come il mondo si cambia tramite un governo e l'altro. El Salvador, ora c'è un presidente che è tutto cambiato, ma pochi anni fa era tutto a rovescio. Venezuela ora c'è un grande caos, ma è così perché un momento chi governa teme al Signore e in un altro momento chi governa non teme al Signore. Ma il popolo, indipendentemente del suo governante, del suo re, deve temere al Signore e deve servire al Signore, perché Dio è il Signore in ogni tempo. Lui è Signore di generazione e di generazione. Quando lui si presentò a Giacobbe, ha detto: io sono Dio di Abramo, come anche sono Dio di Isacco, e sono anche il tuo Dio. Tu volendo o tu non volendo, io sono il Signore. Tu credendo o non credendo, Lui è. Alleluia. La parola dice:
Prima che tutto esistesse, lui è. Non era, è. Alleluia, perché Dio non scade, non morre, non finisce. Quindi deponiamo la nostra fiducia in Lui e crediamo in Lui potentemente, ringraziando a Lui per quest'anno che abbiamo vissuto nella Sua presenza. Siamo stati seduti alla tavola del Signore 12 volte con questa, durante quest'anno. E il Signore ci ha aiutato fin qui. Satana veramente con i suoi piani aveva pianificato la nostra caduta e magari in un certo momento ci siamo inciampati, siamo anche pure caduti, ma non siamo rimasti prostrati per terra, perché il Signore ci ha messi in piedi. Lui ci ha messo in piedi. Amen? E quindi in piedi stiamo e in piedi continuiamo per la gloria del Signore. Alleluia. Quindi facciamo questa preghiera, pregando per la nostra famiglia, pregando per ogni famiglia, pregando per ogni casa, pregando per la nostra chiesa. Come è buono avere una chiesa, come è buono avere una famiglia cristiana. Pregando per Anthony, il figlio di Darly, che questo momento di difficoltà abbiamo dimostrato una forza molto grande. La Chiesa si è unita. In tutte le basi missionarie ci siamo uniti in una preghiera, un orologio di 24 ore di preghiera, e così continuiamo pregando. Questa è l'unità della Chiesa. Questa è la forza della Chiesa. La forza della Chiesa non è in quantità, ma è in unità. La forza della Chiesa è quando diciamo ci siamo nelle difficoltà, non solo nei momenti buoni, felici, no, ma nelle difficoltà. E noi seguiamo camminando verso la Cana celestiale. Amen? E un giorno saremo alla tavola del Signore per sempre, ma non serviti dal diacono, ma serviti da Lui, nostro Signore, ci servirà. Alleluia. Quindi preghiamo per le famiglie, perché il Signore possa sostenere ognuna, le nostre basi missionarie, continuando in preghiera per Anthony, per la Darly, per la sua presto guarigione, e preghiamo anche per i fratelli, per la sorella Caterini, che ora ha più difficoltà per camminare perché sta già negli ultimi giorni di gravidanza e sta per partorire. Sono stato da loro questa settimana a fare una visita e preghiamo per quella famiglia, per l'arrivo della sua mamma, che possiamo vedere Gael con salute, con forza, con gioia, amen, e crescere nella presenza del Signore con tutti gli altri bambini, amen. Vorrei invitare la sorella Nemesis per fare questa preghiera, presentando al Signore. Ieri abbiamo avuto un incontro di coppia molto benedetto e è stata una benedizione, perché stiamo lavorando con la famiglia, poco a poco, passo a passo, e il Signore restaurerà. Amen. Sorella Nemesis. Pace a tutti, preghiamo per ognuna delle nostre famiglie che siamo qui, anche per quelli que mancano, amén. Buen Dios y Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de estar en este lugar. Dice tu palabra que puerta del cielo es tu casa, Señor. Nos declaramos, Padre Santo, en la puerta del cielo esta mañana, Señor Jesús. Así, Padre, venimos pidiéndote, Señor amado, por cada una de las familias representadas en este lugar, Señor. Aquellas que faltan, Señor amado. Mis hermanas, Padre Santo, que necesitan una recuperación, mi hermana Darling, Señor Jesús. Anthony, Señor amado. Sabemos, Padre, que él ya es un milagro, Señor Jesús. Pero declaramos, Padre, que tu obra se completará en ese niño, Señor Jesús. Aquí está tu pueblo, Padre, clamando, Señor Jesús, por tu misericordia, Señor. Así, Padre, por mis hermanas que están, Padre Santo, por traer a la vida, Señor, por traer afuera ya a sus bebés, Señor Jesús.
Declaramos, Padre, victoria sobre esos nacimientos, Señor Jesús. Declaramos, Padre, que tu ángel acampa alrededor de ellas, mi Rey, de sus niños, Señor Jesús. Declaramos, Padre, esos niños para tu obra, Señor, para tu servicio, Señor Jesús. Así, Padre, cada una de las familias, Señor, aquellos que no pueden estar aquí esta mañana, Señor amado, llega tú hasta donde están, Señor amado, con protección, con sabiduría, Padre Santo, con esa, Padre, con ese amor que solamente tú sabes dar, Señor Jesús. Nos declaramos, Padre, en tus manos, Señor, nuestros maridos, Señor amado, nuestros hijos, Señor, los declaramos en tus manos, mi Cristo, en tu nombre poderoso, Señor. Amén. Leggiamo la parola di Dio, approfittiamo che siamo in piedi, in Matteo capitolo 26, il versetto 36 fino al versetto 46. Matteo capitolo 26, dal versetto 36 al 46. Dice la parola del Signore. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora, lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai suoi discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Amen. Accomodatevi, fratelli. Io vorrei questa mattina ricordare che il nostro programma di fine anno, abbiamo quest'anno, il 21 è la domenica o il 20, sarà nostro concerto qua, un culto evangelistico dove inviteremo tutti i fratelli, amici, parenti, le persone del progetto Non Sei Solo. Quindi sarà la domenica mattina, che al solito facevamo di sabato, ma come 21, come noi abbiamo tante attività, non vorrei aggiungere un altro giorno. Quindi noi faremo nella domenica 21 nostro, che io chiamo sempre concerto di Natale, di fine anno, perché siamo qua a lodare il Signore e con tutti i fratelli. È un culto evangelistico. Invece il 24 noi avremo il nostro culto natalino, che è la celebrazione del nostro Gesù, nostro Signore, che lo celebriamo sempre, ma come cristiani che siamo è importantissimo in questa data essere insieme per ricordare
l'incarnazione del Signore, perché Giovanni ha detto nel suo Vangelo che il Verbo si è fatto carne, la parola è diventata carne e abitò fra gli uomini. Quindi noi abbiamo motivi da celebrare. Questo periodo è veramente un periodo di molta importanza per la Chiesa, principalmente perché la Chiesa è sotto attacco. Sotto attacco perché vogliono soffocare la realtà della umanità di Gesù, perché Gesù è stato 100% uomo, ma anche 100% Dio. Ma se noi eliminiamo la umanità di Gesù e diciamo Gesù è stato Dio solo, noi eliminiamo il sacrificio, perché come Dio lui non poteva essere sacrificato, ma lui è sacrificato come uomo puro, senza peccato. E quindi la Chiesa in questo momento deve mettersi in piedi e tutti insieme celebrare questo momento nelle case, nella nostra casa, insieme in famiglia, che il giorno 25 non possiamo aggrappare tutti, ma che il 25 potete fare a casa vostra, anche di modo semplice che sia, un pranzo insieme ai fratelli. In quel momento preparate un testo, una meditazione sulla nascita di Gesù, l'importanza della nascita di Gesù. E così condividere quel testo. Magari se tu abita in un palazzo, prepara questo testo e consegna con un pensierino, una caramella, una cosa semplice ai tuoi vicini, per condividere di modo di evangelizzazione la parola del Signore, perché dobbiamo essere presenti come Lui è presente nella nostra vita. E quindi la Chiesa che vive un momento molto difficile, principalmente in Europa, per il fatto che c'è un movimento per togliere la nostra cultura cristiana, perché i governanti chiamano cultura cristiana, quando io dico che è la verità. Perché Gesù è verità o cultura? È la verità. E quindi dobbiamo rinforzare i fondamenti della verità. Amen? Quindi il 24 tutta la Chiesa del settore di Firenze si radunerà a Scandicci. Perché? Perché qui noi abbiamo difficoltà di parcheggio di fine anno. Quindi il periodo natalino e il periodo di Capodanno abbiamo molta difficoltà di trovare parcheggio. I fratelli che hanno la macchina non trovano modo di parcheggiare. Di Capodanno è un po' difficile perché le persone bevono. Invece là noi abbiamo parcheggio libero perché non funziona la scuola di musica e quindi abbiamo il parcheggio libero in quella data perché possiamo essere tutti là. E saremo lì alle 18:30, 24 di dicembre, alle 18:30 faremo il nostro culto natalino. Celebriamo la nascita di Gesù. Dopo il culto noi faremo una cena, un agape con tutte le famiglie presenti, mangiamo insieme e finiamo quel momento di raduno, di comunione, di condivisione, di celebrazione. E nel 25 ognuno a casa sua faccia con la sua famiglia. Fratelli, non bisogna fare un tavolo di tante cose. Se tu puoi fare, fallo. Se tu hai condizioni di fare, fallo. Se tu non puoi fare così, fallo nel tuo modo, con ciò che tu hai. Importante è che il Signore sia presente. Non fai troppo, perché può darsi che Gesù dica, è troppo, non vengo a questa cena o a questo pranzo di Natale tuo. Ma che Gesù possa guardare quello insieme nella tua casa e dica, io voglio essere presente, perché lì trovo unità, comunione, affetto, sincerità, verità, e lì nella semplicità Lui sarà presente. Amen?
Quindi 24 alle 18h30 nella nostra base di Scandici saremo lì insieme celebrando la nascita di Gesù, la sua incarnazione. Amen? E il 31 invece è la nostra veglia di Capodanno, che io dico sempre, le persone domandano, pastore, come sarà il Capodanno? Io dico, oh, guarda, la veglia di Capodanno, anche se sarò io e Priscilla, faremo sempre in chiesa, solo quando non potevamo per via delle restrizioni del Covid, ma passiamo sempre in chiesa, perché è la nostra abitudine, non è un comandamento, è un'abitudine, ma la vedo buona, perché è buono avere quel momento. Se i fratelli, pastore, ma finisce e non ci sono trasporti, autobus, perché c'è la tranvia, per chi riesce a arrivare con la tranvia, ma invece con chi non riesce con la tranvia, noi metteremo il pulmino alla disponibilità dei fratelli perché possano venire e partecipare della veglia di Capodanno, ringraziando Dio per questo anno e entrando nel nuovo anno nella presenza del Signore insieme. Non che a casa non saremo nella presenza del Signore, ma con la Chiesa è diverso. Per me ci tengo di partecipare della comunione della Chiesa nel culto di Capodanno, nella veglia di Capodanno. Amen? Quindi noi saremo lì alle 10 di sera, cominciamo, fino alla mezzanotte e gli uomini si metteranno, noi uomini ci metteremo, ho messo alle 9? Allora, nel programma ho messo alle 9, ma faremo alle 10 perché le persone lavorano, bisogna riposare un po' perché nell'altro giorno c'è anche le cose da fare. Quindi ho parlato con alcuni uomini già e parlerò con tutti perché noi possiamo fare nel freddo una grigliata di fine anno, qualcosa che usi fuoco, perché così la tenda è stata riscaldata ieri, è stato molto bello perché abbiamo fatto nella tenda e abbiamo le stufe e quindi non perdiamo tempo, non dobbiamo essere dentro, quindi mangiamo fuori, avremo lì il caldo delle stufe e saremo lì insieme dopo la veglia di Capodanno. Amen? Questo è il nostro programma. Avete capito? Siamo tutti già aggiornati, sì o no? Amen? Mamma mia, amen? E su social ci sono tutti i giorni e c'è tutto il programma, anche di evangelizzazione che noi avremo. Il 16, 23 e il 20 evangelizzazione. Chi non può di settimana nel martedì si metta disponibile nel sabato la mattina a Scandisci. Noi saremo alla fiera di Scandisci il 20 la mattina evangelizzando, ok? Avremo anche un programma di evangelizzazione. Quindi c'è tutto su social e io metto sempre sul mio status e così potete seguire e vedere. Fratelli, continuiamo il nostro culto, questi sono gli avvisi e vogliamo lodare al Signore con i nostri bambini e loro vengono a lodare al Signore. Dopo noi facciamo, mentre loro lodano, noi faremo la nostra raccolta. Pastore Antonio ha ricevuto la nostra offerta. Vorrei fare anche un resoconto dell'offerta missionaria della settimana scorsa, che noi insieme alla Chiesa di Scandici siamo arrivati a 366 euro e il pastore Renato in Germania ha aggiunto altri 134 euro e ha compiuto 500 euro e abbiamo inviato in Albania per la missione là 500 euro. I fratelli hanno capito, sono felice per aver contribuito per la missione lì in Albania. Diciamo amen? Amen. Quindi noi insieme all'Arca Missionaria della Germania abbiamo inviato questa offerta di fine anno al pastore che ha ringraziato tanto perché
ha molto bisogno, e lui lavora in 2 chiese lì in questo momento. Ci sono tutti i bambini, tutti gli adolescenti che non lavorano, e lavorare con i bambini è un investimento che facciamo, perché loro non lavorano, non possono contribuire, e quindi pastore con questi soldi sistemerà anche la stanza dei bambini là, che era un po' aveva bisogno di sistemazione, e noi nel prossimo anno avremo la possibilità di partecipare di un culto con loro e conoscere le basi missionarie là. Amen? Quindi porto la gratitudine del pastore Antonio dell'offerta che abbiamo fatto per l'Albania. Preghiamo per la nostra raccolta che faremo stamattina, e vorrei invitare il diacono Wallace per fare questa preghiera, e dopo i bambini cantano e noi offriamo con gioia nella presenza del Signore. Saluto la Chiesa con la pace di Dio. Amen. Alziamo in preghiera, per favore. Così facciamo una preghiera. Signor Dio, siamo qua in questa mattina a lodarti, a ringraziare il tuo santo nome. Oh Padre, ti chiediamo che possa aiutare noi in questione finanziaria, così aiutiamo gli altri e anche la Chiesa, perché anche la Chiesa c'è il conto da pagare, no? Ti chiediamo, Padre, che benedica uno di noi in questa mattina. Ti ringraziamo. Amen. Saluta la Chiesa con tutta la pace del Signore. Tutti devono sapere, tutti devono sapere, tutti devono sapere chi è Gesù. Anche tu devi sapere, anche tu devi sapere, anche tu devi sapere chi è Gesù. È il figlio della valle, è la stella del mattino, è il più bello della crisi. Tutti devono sapere, tutti devono sapere, tutti devono sapere, tutti devono sapere chi è Gesù. Anche tu devi sapere, anche tu devi sapere, anche tu devi sapere chi è Gesù. È il figlio della valle, è la stella del mattino, è il velo della crisi.
Continuiamo in piedi e lodiamo al Signore. Alleluia. Chi crede che Dio è qui in mezzo a noi? Crediamo che Dio è qui in mezzo a noi? Amen. Gloria a Dio. Quindi se Dio è qui in mezzo a noi, cosa dobbiamo fare? Se Dio è qui che ci vede, cosa dobbiamo fare? Adorare il suo santo nome. Versare e offrire a Lui un cuore rotto, un cuore che adora il suo nome. Quindi lodiamo al Signore sapendo che Lui è qui, così come l'aria che respiriamo, così come è reale quest'aria che noi respiriamo, e così come è reale che noi non viviamo senza respirare, così abbiamo bisogno di Dio, così Lui è reale, e così siamo noi senza di Lui. Non possiamo vivere. Amen. Alleluia. 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 Canta. Il cielo vuole sentire la tua voce. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Potete cantare voi, Dio qui? Dio. Alleluia. Sicuro come l'aria che respiro, sicuro come il sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Spirito, riempimi. Spirito, riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Riempi la mia vita. Spirito, riempi la mia vita. Riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare, perché Lui è l'unico degno, all'unico che è degno di ricevere l'onore, la gloria, la forza e il potere. Al Re eterno immortale, al Re eterno immortale, invisibile ma reale, a Lui rivolgiamo la lode. Incoroniamo te, o Re Gesù, incoroniamo
Incoroniamo te, oh Re Gesù, adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Incoroniamo. Questa può essere soltanto una lode in più. Questa può essere una volta in più che cantiamo questa lode. Ma questa lode può essere anche un'opportunità che tu hai di adorare il nome del Signore. Adoriamo il tuo nome, ci arrendiamo ai tuoi piedi, consacriamo tutto il nostro cuore a te. Ti chiediamo ancora, Spirito, riempi. Spirito, riempi la mia vita, riempimi del tuo potere, perché tuo voglio essere. Spirito, riempimi di te. Adora con intenzione. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare. Le mie mani voglio alzare a te e con la mia lode adorarti. Il mio cuore voglio riversare davanti al tuo altare, davanti al tuo altare. Alleluia, alleluia. Gloria a Dio, fratelli. Accomodatevi. Vorrei presentare mio fratello Vinicius, che è qui con noi. È mio fratello, non solo fratello, espera un pochino. È mio fratello di sangue, è il figlio più piccolo della mia mamma, e avevo 14 anni quando è nato questo bebè. E siamo felici per la sua presenza. Diciamo amen? Amém. Que Deus te benediga, que Deus te abençoe. Agora vá no banheiro. Filippo è con noi, siamo felici per la sua presenza, sorella Edna, Lucas, Danila, Lucas tutto bello lì, gloria a Dio. La Paola che è tornata, la mia mente un pochino è stata un pochino danneggiata dopo alcuni anni di missione, Paola? Ma dopo ho detto, ma tu sei già stata qua, è vero. E sono felice perché c'è anche Mauro Ferroni con noi, che Dio ti benedica, Mauro, tutti i fratelli, la Gladys che oggi non ha la pressione alta, no? Grazie a Dio. Amen. Gloria al Signore. Ma è una battaglia proprio spirituale che a volte noi pensiamo che è una cosa normale. Queste donne lavorano tutti i giorni, perché una fa pulizia, un'altra fa badanti, ma nel giorno libero, che è il giorno che la domenica per adorare al Signore, sembra che
c'è sempre una cosa. Avete già percepito? Come ieri le coppie. Eravamo prenotati un numero, ma sono mancati 2 coppie. Ma sempre per una cosa che pensiamo, è normale, ma non è. Satana con le sue zampine o le sue zampone sporche fa le sue cose, noi caschiamo nella sua trappola e così non partecipiamo. Abbiamo parlato ieri di comunicazione, come è stato edificante ieri l'incontro di coppia. C'era la Nemesis, Wallace, ognuno con la suo pari. E è stato veramente edificante quell'incontro ieri. Io sono molto contento di ciò che Dio sta facendo. Ma quando ci muoviamo nel regno, Satana pure si muove per fermarci, perché non vuole vedere la nostra crescita, la nostra libertà, liberazione, trasformazione. Lui non vuole. E quindi, fratelli, c'è proprio un muovere spirituale, sia in cielo ma anche dalla parte delle tenebre, per fermarci. E noi dobbiamo vigilare per non cadere nelle trappole del nemico e perdere la porzione che il Signore ci ha riservato. E ieri è stata una porzione molto importante per la nostra vita e per le coppie, come oggi l'ultima Santa Cena di quest'anno, un giorno di celebrazione. È uno malato, un altro con febbre. Se noi non rompiamo e diciamo nel nome di Gesù, vincerò, non riusciamo a fare niente. Perché è nel suo nome. Lui ha detto, senza di me non potete far nulla. Allora, io vorrei condividere con voi questo testo di meditazione. Io ho preso come riferimento le parole di Gesù nel momento di agonia, di difficoltà, perché stamattina meditavo sulla lettera di Paolo a Timoteo, nella seconda lettera di Paolo, un consiglio che l'Apostolo ha dato a Timoteo. E lui ha consigliato a Timoteo una cosa molto importante. E lui ha detto a Timoteo, Timoteo, figlio mio, fortificati nella grazia del Signore. E io mi sono svegliato stamattina proprio immerso in questa parola. E volevo proprio portare quel sentimento di Timoteo come uomo, ma il sentimento di Gesù anche come uomo, perché Gesù, come ho detto, è stato 100% uomo e 100% Dio. E in questo momento la Bibbia, che è la verità, ci dice in Matteo capitolo 26, nel versetto 38, la Bibbia ci dice e la Bibbia riferisce il sentimento che Gesù provava in quel momento di agonia. Versetto 38 la parola dice, allora disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. Gesù aveva bisogno di compagnia o no? Lui ha preso i 12 discepoli, ha invitato i 12 discepoli a far che? A pregare. Venite con me. Ho bisogno che pregate insieme a me. Pregate con me. Gesù ha preso in disparte quei 12 discepoli, ma fra quei 12 ha detto anche a 3, Pietro e i 2 figli di Zebedeo, che erano Giovanni
e Giacomo e ha detto: voi tre venite con me, ossia vi avvicinate ancora. Gesù come uomo sentiva la necessità di una compagnia. Ma nello sviluppo della storia noi vediamo che Gesù è rimasto solo perché ha provato anche la solitudine dei suoi amici. O meglio, la solitudine causata dai suoi amici. Perché nel momento che lui aveva bisogno di compagnia, i suoi amici non sono stati capaci di seguirlo, di ampararlo, di sostenerlo. E nel primo momento Gesù dice, nel versetto 40, Gesù dice, poi tornò, la parola dice, poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro, Gesù disse a Pietro, così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Gesù lì si è sfogato, ha detto al suo amico, a Pietro, la parola non parla a una persona, la parola nomina la persona. Vuol dire che Pietro rappresentava molto per Gesù. E in quel momento Gesù ha detto, Pietro, tu non sei stato capace di vegliare con me un'ora sola. Tu non sei stato capace di fare un sacrificio per me. Tu non sei capace di fare niente in più per me. Tu non sei capace di sforzarti per essere vicino a me. Sarà che nel percorso della vita di Pietro Gesù non si è dato da fare, non si è impegnato per Pietro? Sì o no? Certamente. Erano amici. Ma in quel momento l'amico non ha potuto arrivare al bisogno di Gesù? Perché dobbiamo capire che le persone sono di carne e ossa, che le persone sono fallibili, che le persone possono sbagliare, che le persone sbagliano e che le persone peccano e che le persone nella sua umanità dimostrano la sua carnalità. La prima volta Gesù si è sfogato e ha detto, come mai non siete capaci di essere con me? Apro un parentesi qua stamattina. Quanti di noi abbiamo creato aspettative o abbiamo aspettato dagli altri una cosa così semplice? Cosa ha chiesto Gesù? A Pietro, a Giovanni, a Giacomo, di essere lì vicino. Mica Gesù ha chiesto che loro sistemassero qualcosa, o che loro costruissero una tenda, o che loro facessero questo o quell'altro. Gesù non ha chiesto niente che la presenza, che sarebbe una cosa imperdonabile. Ho chiesto il minimo e non avete potuto fare, allora andatene via. Quanti di noi, in questo parentesi che voglio chiudere adesso, ci siamo già trovati in situazioni che abbiamo aspettato da una persona vicina un sostegno, un amparo, un aiuto, una parola, e non abbiamo trovato. Ma se tu puoi toccare in te, vedrai che tu sei di carne e ossa, come anche questa persona è di carne e ossa. E tutti gli umani, secondo la parola, sono fallibili. La parola dice, Giacomo, che
Elia, uomo di Dio, comunque era soggetto alle stesse passioni. Ma la Bibbia dice che anche quell'uomo di Dio, e nello stesso momento la parola lo diminuisce dicendo soggetto alle stesse passioni umane, pregò. È la dipendenza. La Bibbia ci porta sempre ad avere a deponere la fiducia, ad aspettare nel Signore. Davide ci dice su Salmo 40: ho aspettato pazientemente nel Signore. E cosa è successo? E Lui mi ha esaudito. Perché chi è sufficiente sulla terra? Dio. E chi è sufficiente in cielo? Dio. E chi è sufficiente sotto la terra? Dio. Dio sì è sufficiente. È Cristo nostro Signore la sufficienza degli uomini. E per questo lo Spirito Santo mi parlava questa mattina: fortificati nella grazia del Signore Gesù. Perché Gesù non fallisce. Gesù non cambia. È immutabile, immortabile, è eterno. Immortale, eterno, è immutabile, immortale e eterno. Non è che io sto dicendo che da adesso noi dobbiamo non avere più affetto per le persone o non dobbiamo avere un rapporto con le persone. No! Ma noi dobbiamo vivere fra le persone capendo che noi siamo insufficienti fra noi. Non siamo completi. E se non siamo completi in noi, non possiamo completare nessuno. Perché la mia capacità non riempirà il tuo recipiente di necessità, il tuo vuoto di bisogno. A volte noi, come Gesù, lì in quel momento diciamo, ci sfoghiamo. Ma dopo la parola dice: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione, lo spirito è pronto ma la carne è debole. E nel versetto 42 la Bibbia dice: di nuovo per la seconda volta andò e pregò. Ossia, quando l'insufficienza degli uomini ci sarà, continua servendo Dio. Quando gli uomini non ci sono capaci, non hanno la capacità di riempire il nostro vuoto, le sue parole, le sue azioni, la loro presenza, noi cercheremo sempre il Signore, perché Lui è la roccia ferita di Meriba. È in Lui che troveremo sempre acqua per saziare la nostra sete, il nostro bisogno. Non è stato Mosè che ha dato da bere al popolo. No, ma è stato sempre il Signore che ha provveduto sia la manna, che sia la protezione, che sia la sicurezza, che sia la provvisione. È il Signore. E molte volte noi stiamo deponendo la nostra fiducia nelle persone e ci frustriamo. O meglio, ci deludiamo e ci frustriamo, perché la frustra è autoflagellarsi. Uno che si frustra, si autoflagella. Ossia, io sto male non per colpa di un fratello, ma perché ho deponuto
ho messo troppo fiducia in quella persona, o ho messo troppo aspettativa nella persona, e quando noi aspettiamo troppo ci deludiamo e siamo più propizi a deluderci, perché le persone sono insufficienti. Ci deludiamo nel lavoro, ci deludiamo a casa, ci deludiamo con gli amici, ci deludiamo in chiesa, ci deludiamo. È vero, perché noi siamo persone fatte da sentimento, ma quando Paolo parla a Timoteo, suo figlio, Timoteo stava vivendo un momento, non dirò come questo di Gesù, perché non si paragona a quello di Gesù, ma simile nel senso di solitudine. Timoteo stava portando avanti una missione che è stata ricevuta da Paolo e che Paolo non era presente. Paolo era in catena e gli mancava la presenza di Paolo. Ma cosa poteva fare Paolo lì? Niente. La presenza di Paolo non poteva cambiare niente in quella situazione che stava affrontando Timoteo, perché ci sono cose che dobbiamo affrontare. Gesù nella sua preghiera ha capito, quando ha parlato con Dio, che quella situazione che stava affrontando era necessaria, e ha detto: Signore, se è possibile, passa di me questo calice, però fai la tua volontà. Ossia, Dio voleva che lui passasse, e ci sono cose che Dio vuole che noi attraversiamo, passiamo. Io cito sempre del libro di David Yong Cho, che lui dice: Dio mi ha piantato nel deserto non per farmi morire, ma per farmi crescere. Il deserto, la prova, le difficoltà non sono cose che Dio usa per ammassarci, ma sono strumenti di Dio per farci crescere. E quando attraversiamo tutto, veramente non siamo più le stesse persone. Siamo più maturi, abbiamo più esperienze, mettiamo le cose nel posto giusto, la fiducia nel posto giusto, nella persona giusta, e continuiamo a amare a tutti come Gesù ci ha insegnato. Nella preghiera Gesù ha capito che quello lui doveva passare, e lui lo sapeva. Ma non è perché sappiamo che non soffriamo. La prova non possiamo dire che la passiamo sorridenti. No, i dolori ci sono. Quando uno passa una prova di infermità, i dolori ci sono. E la Bibbia dice che Gesù come uomo ha sentito angoscia. La Bibbia dice: cominciò ad essere triste e angosciato. L'anima sua era oppressa da tristezza mortale. Sono sentimenti che magari tutti qua hanno già provato. Tristezza. Chi non è già stato triste, rimasto triste? Chi non ha già pianto? Perché a volte noi pensiamo così, che perché siamo in Cristo, in Dio, facendo la sua volontà, servendo Lui, tutto sarà una meraviglia. E è, perché ci ha promesso la vita eterna. Ma la strada che ci porta fino là non sarà una strada facile, perché siamo in questo mondo, e quando lui ha pregato per noi, non ha pregato là in Giovanni 17, lui non ha pregato dicendo: Padre, ti prego, toglieteli del mondo. No, lui anzi ha detto: Padre, io ti prego di non toglierli dal mondo, ma di proteggerli dal mondo.
Lui non ha chiesto al Padre che ci togliesse dal mondo e dicesse allora mettete loro a martiri, un altro pianeta. Marte ci metti, Signore, ti prego, questi tutti che si convertiranno, prendi tutti, porta a Marte, così loro saranno là e non avranno più questo mondo qua. E lì sarà il paese della meraviglia. No, lui non ha detto questo, ha detto, Signore, non ti prego di toglierli dal mondo, che loro continuino nel mondo, ma che tu possa proteggerli dal mondo. E questa è stata la preghiera sacerdotale di Gesù. Questo vuol dire che noi affronteremo difficoltà, abbandono, solitudini, incomprensione, tristezza, mancanza, bisogno, malattia, necessità, tradimento. Subiremo queste cose. È normale. Però abbiamo bisogno di sapere gestire queste cose perché il Signore sia glorificato. Perché quando Gesù chiede al Padre, se possibile, passa di me questo calice, Gesù chiede dicendo, non posso farlo senza di te. No, non posso fare senza la tua presenza, senza il tuo aiuto. Fratelli, oggi prendo un consiglio di Paolo a Timoteo e vi riporto dicendo, fortificatevi nella grazia del Signore Gesù. Perché Lui non mancherà mai. Perché Lui sì non ti lascerà mai. Perché Lui sì non ti abbandonerà mai. Perché Lui sì sempre sarà pronto ad ascoltarti. Perché sì, Lui è amico fedele, come abbiamo cantato. Amico fedele Egli è. Quindi, cari miei, che in questa mattina noi possiamo oggi deponere la nostra fiducia nel Signore, che possiamo guardare Cristo, come la lettera agli Ebrei 11 dice, fissate gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Nel percorso Gesù ha detto la seconda volta, di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo, Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò addormentati perché i loro occhi erano appesantiti. Nel versetto 4 l'attitudine di Gesù è stata un'altra. La prima, lui si è sfogato, e la seconda, lui li ha lasciati o compresi. C'è una interpretazione qua. Nella seconda volta che Gesù è tornato dai suoi discepoli, Gesù li ha trovati dormendo come la prima, ma la sua attitudine non è stata la stessa. Ma quell'attitudine cosa significava? Un lascia stare o una comprensione? Allora lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole.
Quando noi parliamo lasciamo stare, noi diciamo lascia stare questa persona. Ossia, noi abbandoniamo come siamo abbandonati. Sarà che Gesù è così? Quindi lui non ha detto lascia stare. Noi sì diciamo lascia stare questa persona. È vero o no? Noi diciamo sì o no? Lascia stare. Io lascerò stare. Lascia stare perché dopo si accorgerà, dopo vedrà, dopo si renderà conto. Ma Gesù non è come noi, e grazie a Dio. Gesù ha compreso la loro mortalità, debolezza, umanità, fragilità. Quando dice allora lasciateli, quando Gesù ha detto lasciateli, quando c'è scritto lasciateli, li ha compreso. Perché viene la spiegazione, perché i loro occhi erano appesantiti. C'è in un altro Vangelo, non so se in Marco o Luca, la parola dice che loro erano appesantiti perché il cuore loro erano triste. Il loro cuore erano tristi. E la tristezza, chi non ha mai subita? È scoraggiante o no un momento di tristezza? Quando siamo tristi abbiamo coraggio di fare qualcosa? Di pregare? Di cantare? Questi giorni Priscilla cantava, una persona ha detto, sei contenta perché canti? Non sempre. A volte noi cantiamo anche tristi, ma non è perché abbiamo voglia, è perché abbiamo necessità di dire alla tristezza, c'è uno che è più grande di te. Quando Gesù lasciali, Gesù comprende la loro condizione. E la Bibbia dice, allora lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai suoi discepoli e disse loro, dormite pure oramai. Ossia, adesso non avete più bisogno di vegliare, è tutto già risolto. Continuate a dormire. E riposatevi. Non ha detto solo di dormire, ha detto oramai dormite e riposatevi. È finito. È già tutto risolto. Io sto bene. Passerà o non passerà? Tu puoi dire a questa persona o a te stesso, passerà? Passerà. Non so cosa tu hai bisogno che passi, ma passerà. Sembra una semplice parola, ma è una parola oggi che lo Spirito Santo ci ministra, dicendo passerà questo momento, passerà. E tu comprenderai altri e dirai, bene, continua a dormire e riposati, perché ho passato non come con tuo aiuto, ma non come una vendetta, ho vinto senza tuo aiuto. No, state tranquilli, ho passato, sto bene, andiamo, continuiamo. Perché è stato nel Signore, in Dio, che Gesù ha trovato forza, che Gesù ha trovato consolazione, che Gesù ha trovato risposta. È in Dio che Lui ha trovato lì la parola che ha portato pace nel suo cuore, tranquillità di ciò che Lui doveva affrontare. Di modo umano sto parlando.
La prova è personale, la prova ha un indirizzo e conosce il tuo codice fiscale. E una volta io ero in una prova e Dio ha parlato con me così. Io volevo prendere una decisione e il Signore ha detto tramite una parola che ho sentito lì da parte del Signore, non che Dio ha usato qualcuno, ma Lui si è presentato e mi ha portato quella parola dicendo: ovunque tu vada, la prova ti seguirà, perché è tua. E lì ho meditato su Salmo 139, quando il salmista dice: se salgo le montagne, se vado al più profondo, se la mia cama è nell'abisso, se questo, tu ci sei. Come Dio c'è la prova. E noi usciamo dalla prova solo di un modo: approvati. E mentre non siamo approvati, saremo provati. Mentre non siamo approvati, è così che si dice qua in Italia, approvati? Danila, è così che si dice? Approvati? Saremo provati. Perché la prova finirà con il voto, con il voto 10, il voto massimo. Perché non esiste con Dio: va bene, posso fare passare. No, tanto ha preso un voto medio, sufficiente. No, con Dio è 10. Per uscire di questa prova 10. Fratelli, non so cosa state affrontando in questo ultimo mese dell'anno, ma sento come Gesù ha visto loro appesantiti, con gli occhi appesantiti, sento cuori appesantiti, preoccupati, inquieti. E non so perché questa inquietudine, perché sono umano come siete umani. E non posso arrivare alle vostre necessità, perché non sono sufficienti. Ma vi consiglio: fortificatevi nella grazia del vostro Signore Gesù, che completerà questo vuoto, che riempirà questo tuo cuore, che riempirà la tua anima, che riempirà il tuo essere, che riempirà la tua mente, che riempirà il tuo corpo di ciò che tu hai bisogno, che riempirà il tuo armadio, la tua dispensa, che riempirà il tuo conto. Non so qual è il tuo bisogno, io non posso. Paolo stava dicendo: io non posso. Ti amo, ma non posso. Tu sei mio figlio, ma non posso. La mancanza di Paolo non cambiava il suo amore per Timoteo, ma non era sufficiente per sopprire la necessità di Timoteo. Io non sono sufficiente e ne ho ciò che avete bisogno, ma come Paolo ha detto, vi riferisco: fortificatevi in questa grazia. Passate con Cristo, camminate con Cristo, vivete con Cristo e Lui ci farà gioire. Versa óleo em minha lâmpada, Senhor. Versa óleo em minha lâmpada, Senhor.
salvasti la mia anima perduta, per questo ti lodo con tutto il mio cuore. Salvasti la mia anima perduta, per questo ti lodo con tutto il mio cuore. Possiamo fare questa preghiera in cantico? Versa olio em minha lâmpada, Senhor. É a graça. Versa óleo em minha lâmpada, Senhor. Ancora. Versa óleo em minha lâmpada, Senhor. Versa óleo em minha lâmpada, Senhor. Salvasti la mia anima perduta, per questo ti lodo con tutto il mio cuore. Salvasti la mia anima perduta, per questo ti lodo con tutto il mio cuore. Amen? È la nostra richiesta. Versa questo olio, Signore, oggi sul mio capo, olio di gioia, olio di animo, olio di força, di coraggio, óleo novo, aleluia, óleo novo, Signore, ma per uscire olio c'è una pressa, no? Alleluia, mas Signore, é la pressa e l'olio buono, e noi guardiamo óleo e dice vale la pena, versa questo olio, Signore, in me, fa scendere questo olio sul mio capo, mi unge dal capo al piede, Signore, perché io possa essere una lampada accesa nella tua casa, nella tua presenza, perché tu mi salvasti. Tu mi salvasti. E la cosa più importante che abbiamo è la nostra salvezza. Amen? Chi è contento con Gesù dica amen. Preghiamo, fratelli, mettiamoci in piedi, preghiamo su questa parola che abbiamo ricevuto da parte di Dio stamattina. Padre, nel nome di Gesù siamo qua nella tua presenza. Vogliamo ringraziarti, Signore, di questa parola che ci hai dato. Signore, è vero che molte volte noi soffriamo per la nostra umanità, perché aspettiamo da qualcuno o dalle persone che sono vicino, come tu avevi lì, Signore, Pietro, Giovanni, Giacomo, e loro erano tuoi amici, tu ti aspettavi che loro vegliassero con te in quel momento di angoscia, perché tu hai detto a loro, non è che tu sei rimasto zitto, ma tu hai detto a loro, io sono triste, in una tristezza mortale, tu hai riferito ciò che passava in te, ma loro, Signore, non è che si sono accorti o che magari hanno messo tanta importanza, perché anche loro erano tristi, anche loro avevano i suoi problemi, i suoi occhi erano appesantiti, dice la tua parola. Non riuscivano a seguirti, non riuscivano a essere di aiuto, di amparo, di sostegno a te. E quante volte noi, Signore, sentiamo proprio questo, non vediamo amparo, non troviamo amparo, sostegno, vicinanza, fratellanza, amicizia, alleluia, ma tu sei, Signore, la nostra forza. E noi vogliamo chiederti che possiamo essere tutti noi fortificati nella tua grazia per sopportare il calice che dobbiamo affrontare, per sopportare i calici che dobbiamo bere, per uscire dalla prova approvati, glorificando te. Oh Signore, ti prego stamattina un rinforzo in ogni fratello, in ogni persona.
Ti prego stamattina un rinforzo in ogni cuore, non un rinforzo che sia una persona a fianco, un sostegno umano. No, Signore, perché so che come un bastone si rompe, siamo noi, ci rompiamo, non siamo capaci, non siamo sufficienti per trattenere o per sostenere o per aiutare. Ma la tua grazia sì, è il sostegno efficace. La tua grazia sì è l'appoggio efficace. La tua grazia sì è la compagnia efficace. La tua grazia sì è la consolazione efficace. La tua grazia sì è sufficiente. Da sturi mi canti. Alleluia! Spirito Santo! Non posso mandare via loro oggi senza chiederti questo rinforzo. Perché come questo anno sta finendo, dice l'Eterno alla sua Chiesa, così molte persone stanno finendo questo periodo di difficoltà. Il Signore sta dicendo come finisce quest'anno. Molte persone stanno finendo il periodo buio che sta affrontando. Ma adesso, Signore, nell'ultimo momento, quando un cuore vuole crollare, quando uno vuole crollare dicendo non ce la faccio, tu stai parlando, continua con la mia grazia perché sta per finire questa prova. Continua con la mia grazia perché questo periodo sta per chiudersi. Continua nella mia grazia perché sta finendo questo momento difficile che tu stai affrontando. Abbi pazienza, è nella mia grazia che tu attraverserai, passerai e arriverai all'altra parte. Demia sterebia subria, alabai come un trefà. Spirito Santo, tu parli stamattina alla tua Chiesa. Oh Signore, come hai parlato soffiando ora qua, dicendo come è arrivata, finirà. Come è arrivata da niente questo periodo, finirà, passerà. Come questa malattia è arrivata, andrà via. Arra, mandurevai come un'ovia. Signore, tu sei colui che guarda questa tempesta grigia che ci circonda e che noi non vediamo uscita, e parli alla tempesta, alle nuvole, al vento, al mare, e tutto diventa bonaccia. Oh Signore, quando molte volte siamo scolti dalle onde, la nostra barca viene proprio scoltata, colpita dalle onde, appunto che pensiamo che sarà un naufragio, ma lo Spirito Santo parla al tuo cuore dicendo non avrà naufragio. Sopra minha faccia non avrà naufragio in questa storia. Oh, mi canto iteria sobrefa. Non avrà naufragio nella tua casa. Ricevi con fede questa parola. Non avrà naufragio nella tua vita professionale. Ricevi questa parola nel nome di Gesù. Non avrà naufragio nei tuoi figli. No? Il figliolo, no, non ci sarà un naufragio. Non sarà una barca al fondo del mare. Non, il Signore sta dicendo, questa barca attraverserà il mare e arriverà dall'altra parte. Sembra di no, ma chi comanda è qui, chi comanda è dentro la barca, chi comanda è lì a guidare, a dire, a sostenere, a fare, a parlare la sua voce. Trasforma tutto.
La sua voce trasforma ogni cosa. La sua voce trasforma il scenario. Sì, quel scenario di difficoltà, di paura. Ma io sono in ansia, io sono preso da ansietà, di agonia, di angoscia, di tristezza. Il vento di Dio soffia dentro il tuo cuore oggi dicendo: riposa, stia tranquillo, ricevi la mia grazia. Oh Signore, ti prego, rinforza mio fratello Marco là a Pomaranche con la tua grazia. Rinforza Denisa con la tua grazia. Rinforza, Signore, Carminha con la tua grazia. Rinforza Jamile con la tua grazia. Rinforza Pastore Vitor com a tua graça. La Juliana com a tua graça. Rinforça, Signore, Jonathan com a tua graça. Georgia com a tua graça. Helena, Signore, com a tua graça. Rinforça, Signore, Luciano com a tua graça. Rinforça, Signore, la Chiesa di Belluno com a tua graça. Rinforça la Chiesa di Monticerboli com a tua graça. Rinforça la Chiesa di Pisa com a tua graça. Rinforça, Signore, la Chiesa di Verona com a tua graça, Signore. Rinforça a Rossana com a tua graça. Rinforça, Signore, Vanusa com a tua graça. Rinforça, Signore, Luca com a tua graça. Rinforça, Signore, Vinícius, Darli com a tua graça. Jumara com a tua graça. Rinforça, Signore, la Chiesa di Scandici com a tua graça. Rinforça, Signore, Thales com a tua graça. Jéssica com a tua graça. Rinforça, Signore, Ivanete com a tua graça. Rinforça, Signore, Giuseppe com a tua graça. Raymond com a tua graça. Rinforça, Signore, Elisabeth com a tua graça. Tutti i fratelli lì con a tua graça. Rinforça questa base qua con a tua graça. I miei fratelli, compagni di opera. Ogni famiglia con a tua graça, Signore. Rinforça Caterine con a tua graça. Rinforça Ervi con a tua graça. Rinforça Danila, Lucas com a tua graça. Rinforça a irmã Edna, Signore, con a tua graça. La mia mamma. Rinforça ognuno oggi qua con a tua graça, Signore. Rinforça Jonathan con la tua graça oggi, Signore. Raggiungi ogni cuore, rinforza, Signore, questo uomo di Dio, questa donna di Dio con la tua grazia. Non ci lasci, Signore, scendere al profondo del mare come una barca di naufragio. Non, Signore. Prendici e portaci, Signore, portaci fino all'altra parte, perché abbiamo bisogno di te. Oh, alleluia! Sublimi canai viaste via foriga, Signore. È con la tua grazia che vinceremo. È con la tua grazia, Signore. Alleluia. Grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, la grazia ho trovato in Gesù. La grazia di Dio rivelata in Cristo Gesù mio Signor, a un mondo perduto è dato da Dio infinito favor. Grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Possiamo cantare tutti? Grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia.
Amém. Glória a Dio. Glória a Dio. Leggiamo la parola di Dio per la Santa Cena. Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 26. Mettiamoci in piedi in riverenza alla parola di Dio. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione lo spessò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per monti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Amen. Qui c'è il pane, ci sono i calici e noi pregheremo per questi due simboli che verranno consegnati alla Chiesa come simbolo del corpo e del sangue di Cristo. È il simbolo, non è il corpo nel sangue di Cristo, ma simboleggia il corpo e il sangue. E dopo questa preghiera verranno consacrati per questo atto di fede e comunione della sua Chiesa come un ordine che Gesù ci ha lasciato. Finché io venga. E così finché Lui verrà lo celebreremo, lo ricorderemo e lo comunicheremo, perché la Bibbia dice quando facciamo comunichiamo la morte del Signore e è tramite la morte del Signore che c'è perdono, perché la Bibbia dice che senza versamento di sangue non c'è espiazione dei peccati e per causa della morte di Gesù possiamo avere la espiazione dei nostri peccati, il perdono dei nostri peccati e insieme poter essere uno nel Signore. E nella sua risurrezione abbiamo la speranza della sua venuta. Amen? Perché Lui è risorto e ci ha portato speranza, perché possiamo comprendere che non esiste potenza che possa vincere Gesù, nemmeno la potente morte, perché Lui è onnipotente, ha vinto la morte e questo è il nostro Signore. Amen? Padre, nel nome di Gesù vorrei chiederti la consacrazione di questi due simboli, del pane, dei calici, che adesso, Signore, verranno consegnati alla tua Chiesa, alla tua sposa, al corpo che celebra, che ringrazia, che proclama, che comunica il tuo sacrificio vicario, che ci ha resi nuovi in te. Ti prego, Signore, che questo calice che rappresenta tuo sangue e che questo pane che rappresenta il tuo corpo possa essere di rinforzo spirituale per la vita di ogni credente, di vita, di guarigione, di sostegno, perché è nella tua memoria che rinforziamo la nostra fede. È nel nome di Gesù che consacro questo pane e questi calici. Amen.
tua grazia non fallisce, sono nelle mani tue. Dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. Ti amo Dio, no. La tua grazia non fallisce, Rick senza suono. Tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà, canterò della tua bontà. Prego, sorella. Ma non puoi dire perché ne sono addetto? Pensi te. Prego. Amen.
vero. La Chiesa vuole perdonare la nostra sorella, diciamo, stai perdonata nel nome di Gesù. Amen. Gloria al Signore. Sì. Amen. Sì. Sì. Amen. Amen. Gloria al Signore. Non avevamo messo niente d'accordo di quello che dovevo parlare, ma stamattina il Signore diceva fortificati nella grazia. E io in questa parola non riuscivo a dormire e dicevo devo dormire, Signore, il mio corpo è stanco. E lui diceva ma io voglio parlarti.
e mi parlava di questa grazia e di quello che lui stesso ha subito. Perché a volte, fratelli, noi pensiamo, perché i nostri occhi vedono lo sterno, non riesce a vedere dentro. Voi mi vedete, ma io vi vedo. E quindi in questo guardare noi guardiamo più. Io mi vedo poco allo specchio, perché come ero grassotto, quindi cercavo di non vedermi tanto per non rendermi conto della realtà. Ora continuo ancora a avere questa abitudine di non guardarmi perché ancora penso come ero, ma siamo più abituati sempre a vedere, ma nella parola che abbiamo ricevuto c'è risposta, c'è giustificazione, c'è tutto per noi. E io dico a tutti, ma in speciale a Lucas, che io lo amo incondizionalmente, come amo a tutta la Chiesa incondizionalmente. E questo amore non è finto, non è un amore condizionale, perché nessuno è perfetto con me, come io non sono perfetto con nessuno. Manchiamo uno all'altro, ma l'amore vince ogni cosa. E la risposta di quello che hai detto è: io ti amo, non è che ti voglio bene, ti amo. Noi fratelli possiamo dire che ti amo, no? Possiamo. Qua le persone risparmiano la parola amore, ma noi dobbiamo usarla con audacia e fede. Io ti amo, in Cristo Gesù. E beviamo questo calice di unità e di comunione e di pace. Manca qualcuno? La Bibbia dice che nella notte in cui fu tradito il Signore, lui ha preso il pane, lo benedisse, lo spessò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendetene tutti, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Tutti noi partecipiamo del pane. Alleluia, gloria al Signore. Parimenti, dopo aver cenato, Gesù prese il calice, lo benedisse e lo diede ai suoi discepoli. Quel calice che era un unico calice, che aveva un simbolo, che era il calice della Pasqua. Era il calice che rappresentava e che portava il memoriale della libertà dei giudei. E che questo calice sia il memoriale della nostra libertà. Amen? Siamo liberi in Cristo Gesù. Chi può dire amen? Amen. Di ogni cosa, di ogni catena, di ogni prigione, di ogni cosa che ci impedisce ad arrivare al Signore. Questo calice è il memoriale della nostra libertà. Quindi, e Gesù benedisse e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che faccio con voi. Fate questo in memoria di me, in memoria di Cristo nostro Signore. Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti di questa santa cena. È santa perché è consacrata, è santa perché è separata, è santa perché siamo venuti per farla. Non è una cena che facciamo a casa, non è una cena che facciamo a tavolo di casa, no, è il tuo tavolo. Tu sei al capotavola e noi siamo tuoi discepoli che nel percorso della nostra vita
ci abbiamo deluso, fallito. Signore, quante volte tu ci hai trovato appesantiti, quante volte tu ci hai trovato deboli, quante volte tu ci hai trovato scoraggiati, quante volte tu ci hai trovato senza fede, quante volte tu ci hai trovato come figlio prodigo all'immondizia, quante volte tu ci hai trovato, ma in nessuna di queste volte che tu ci hai trovato ci hai lasciato. Alleluia. Grazie Signore perché tu non ci hai lasciato. Non ci hai lasciato. Grazie. Perché il tuo nome è sempre glorificato. Continua con noi. Continua con la tua Chiesa. Aiutaci Signore a vincere questo anno, a finirlo, ad arrivare all'ultimo dell'anno in comunione con te e coi fratelli e arrivare il nuovo anno guardando il sole della giustizia, il principe della pace, la stella del mattino, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, la speranza dei popoli, guardando te Gesù, nostro Signore, che ci condurrai ai pascoli verdeggianti e alle acque tranquille. E nel tuo gregge avremo protezione, avremo, Signore, sicurezza, provvisione, cura. La tua presenza non ci manchi mai. Nel nome di Gesù. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi, domani e per sempre. Diciamo amen? Amen. Che Dio vi benedica, fratelli. Una buona settimana. Fratelli, scusate, la sorella Lupi ci ha chiesto di fare membro della Chiesa, io mi sono scordato. La sorella Lupi Benigna Contegna Caritas fa il suo sollecito per diventare membro della Chiesa. Lei che è sposata, che ha 2 figli e che viene dalla Chiesa in Perù e adesso è con noi e vuole diventare membro, è battezzata in acqua e noi come assemblea nella Santa Cena vogliamo riceverla come membro di questa Chiesa, vogliamo riceverla, alziamo le mani e diciamo: sorella, tu sei benvenuta in questa Chiesa. Amen. Lei sta essendo già inserita nelle attività della Chiesa. Amen. Benvenuta, sorella. Preghiamo per lei. Padre, nel nome di Gesù vorrei chiederti per la sorella Lupe che
oggi ufficialmente inserita nel corpo dei membri di questa Chiesa, essendo già lei membro del tuo corpo universale. Ti prego che in questa missione, come è stata in Perù una benedizione, sia anche in questa missione una benedizione, sia noi per lei che lei per noi, e che il tuo nome sia glorificato e che possiamo vivere insieme per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Abbracciatela. E ci organizziamo per il pranzo, fratelli.